Bene, eccoci qua, tornati in studio, ultima breve parte dedicata ancora al Covid, ai vaccini. Allora, abbiamo parlato delle misure, come dire, quale deve essere il nostro comportamento per poter evitare, cioè, allora... Sì, però io aggiungerei, prego, finisci poi aggiungo. No, nel senso, per poter, tra virgolette, forse possiamo, come dire, non dico debellare la pandemia, ma quasi, semplicemente comportandoci in un modo corretto. Sì, però questo il nostro telespettatore ha fatto un'altra domanda a cui non abbiamo risposto. Fatto il vaccino, io posso andare in discoteca? Allora, secondo le ultime sembra di no. Prego, a voi. Allora, professor Reisi. Dunque, la situazione da un punto di vista vaccinale, come è stato detto bene da Rezza, raggiunge una minima immunità di gregge. Cosa vuol dire? Che se immunizzo il 70% della popolazione, il resto è chiaramente esposto, ma la curva delle infezioni tende notevolmente a rallentare. Abbiamo visto che se raggiungiamo il 95%, come è successo per l'epatite B ad esempio, sparisce. Cioè il virus si autoestingue, non parliamo poi del vaiolo dove abbiamo raggiunto e l'abbiamo estinto. La polio è estinta in quasi tutto il mondo eccetto che in Pakistan, dove esiste un retroterra culturale dove sparano ai medici e agli infermieri che vanno a fare il vaccino, parlo nelle zone al confine con l'Afghanistan. Quindi la vaccinazione dipende da quanti la fanno. Allora, le norme di comportamento fino ad allora devono essere rigide. Cioè, se dico che bisogna indossare la mascherina, usare il gel, vuol dire essere distanziati, non andare nei luoghi affollati, o applico delle misure con delle multe notevoli. Voi sapete che in Cina hanno messo i reticolati intorno agli edifici. Ora siamo una democrazia, non siamo una dittatura, ed è per quello che paghiamo uno scotto enorme, perché se fossimo una dittatura avremmo già risolto il problema. Ecco, da un punto di vista comportamentale bisogna insistere. Sono norme semplici. Dagli studi fatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, se fosse stato fin dall'inizio, perché anche l'organizzazione ha la sua responsabilità, indossata la mascherina, usato il gel e il distanziamento, il 95% di queste infezioni si sarebbero evitate. Poi è chiaro che il virus è sfuggito di mano, ci hanno raccontato dalla Cina un sacco di bugie, per cui ce lo siamo ritrovati in casa probabilmente già a settembre-ottobre. E loro ce l'avevano chiaramente da molto più tempo, ed è però stato, diciamo, in questa enorme pandemia e siamo stati facilitati dal fatto che i coronavirus li stavamo già studiando e che questa tecnologia di nuovi vaccini attraverso l'RNA messaggero era già in corso. Quindi questo vaccino che a noi sembra così veloce, in realtà è frutto già di studi almeno di 7-8 anni. Diciamo che ci arriva pronto, perché eravamo pronti per altri vaccini. Vedi il virus dell'Ebola ad esempio, che è un vaccino che funziona. Quindi il problema sta nei comportamenti, certo, sta nella fiducia nella scienza, e io ce l'ho, per cui farò il vaccino, chiaramente dopo che le autorità regolatorie avranno definito con chiarezza, ecco, chi eccetera. E naturalmente il problema è che comunque nel frattempo le misure non vanno allentate. Ci stiamo chiedendo adesso la messa di Natale. La messa di Natale purtroppo diventa un'occasione di diffusione di infezione. Non è che siamo improvvisamente anticattolici, anticristiani, no, assolutamente.
è la festa che sentiamo di più, però ricordandoci i Manzoni, ricordiamoci che la diffusione avveniva certo. in quel caso della festa nelle chiese, e che quindi ciascuno di noi potrebbe essere teoricamente un untore. Certo. Allora vediamo come far convivere le due situazioni. Certo, certo, ma ci vuole responsabilità. Sì, Avruscio. io credo che è giusto i comportamenti e soprattutto la formazione. Mi riaggancio a quanto ha detto il collega per quello che riguardava l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non dimentichiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità all'inizio sulle mascherine, insomma, è stata molto lacunosa, no? Diceva addirittura che, insomma, non servivano, solo la distanza sociale, e ricordiamo anche sul fatto degli asintomatici. Soltanto in aprile-maggio ha cambiato atteggiamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e qui, se mi permettete, vorrei anche spezzare una lancia a favore di Crisanti e di quel telespettatore che aveva telefonato, un collega che ha tutta la mia stima, lavora al Giustinianeo di Padova, dove lavoro anch'io, e se non fosse stato per lui a quest'ora il contagio sarebbe stato molto molto più elevato. Certo. E lui non ha assolutamente detto che non si fa il vaccino punto e basta, ma ha detto, quando ha affermato il collega, quando sto affermando io, che aspettiamo le istituzioni regolatorie, certo, le che certificazioni, dicano diciamo, le cose come sono certo. andate, anche perché di questo vaccino, che ne so io, quanto dura questa immunità, se dura, le fasce di età, chi devo immunizzare, i bambini, per esempio le donne in gravidanza possono essere no, oppure altre patologie magari, insomma non sappiamo nulla di questo, quindi aspettiamo di sapere i dati, per poi dopo è chiaro che quando ci sarà l'istituzione regolatoria che dirà abbiamo controllato tutto, abbiamo trovato l'efficacia, eccetera, saranno pubblicati i dati, insomma saranno tutti trasparenti. Ma la formazione è fondamentale. Io lavoro in un posto dove ci sono 8.000 persone che vanno avanti e indietro a lavorare, che è l'ospedale di Padova. Se non ci fossero i comportamenti e la formazione, noi abbiamo ottenuto i contagi bassi, certo. Ma a Bergamo, dove è successo quello che è successo, i contagi sono stati proprio intraospedalieri, perché non si sapeva, perché insomma non c'erano i presidi. La formazione è fondamentale, sapere come comportarsi, e non bisogna abbassare la guardia se si è in ospedale o fuori dall'ospedale. L'ospedale è un posto sicuro perché c'è la formazione, ci sono i controlli, c'è la sorveglianza. Il problema è fuori. Adesso vi faccio un esempio. È venuto a mancare uno dei più grandi campioni del mondo del calcio. Ma quello che è successo in Argentina, quello che è successo, noi parliamo delle chiese, ma quello che è successo in Argentina e a Napoli, noi lo vedremo fra 2 o 3 settimane, certo. 4 settimane. Certo. Cioè, voglio dire, questo fa parte di quello. I supermercati, le dicevo, ma io fra un paziente e l'altro, quando siamo nella stanza dell'ambulatorio, si arieggia, si disinfetta tutto. Il carrello viene disinfettato quando uno lo usa e poi lo deposita. Quello che dovrebbero fare allora, i supermercati, disinfettare i carrelli appena usciti. Il problema quindi è più globale su questi comportamenti. Sul fatto che uno poi si vaccina, ma è immune veramente, oppure quando dura questa immunità, io non lo so, non lo sappiamo ancora. Bisogna che ci siano dei dati, non lo sappiamo. Mi consenta, un segnale c'è, perché questo vaccino che arriva, quantomeno il primo, bisogna fare il vaccino e poi il richiamo a breve termine. Vuol dire che il primo non è sufficiente per creare l'innesto di un anticorpo contro il virus, e questo lascia pensare, poi non mettiamo in dubbio, per carità, però è un segnale, vuol dire che bisogna rafforzare quel vaccino. L'altro aspetto che diceva lei, quante persone arrivano a casa, si tolgono la mascherina e la mettono sul tavolo? Cioè, lì respirando l'aria, no, noi le mettiamo perché è un baluardo, è un muro davanti, no? Non cerchiamo di evitare di respirare. Però tutto quello che ha accumulato la mascherina lo metto sul tavolo o lo metto vicino a qualcos'altro, passa un bambino, la tocca ed è finito. Ma ci siamo comportati bene fuori, abbiamo tenuto 2 metri di distanza, abbiamo la mascherina, abbiamo tutto, però bisogna anche avere una tecnica per togliersi la mascherina. Per esempio c'è tanta gente che la mascherina, per ragioni economiche, non può cambiarla, perché le mascherine costano
costano più di un paio di mutande ormai, no? Cioè, se vado a comprarmi una maglietta costa più la mascherina e questo non si spiega. Però io potrei fare una cosa molto semplice, prendere un vaso grande, metterci dell'alcol con un po' di varechina dentro, proprio per parlare di ammucchina, no? Lasciare in sospeso o mettere un qualcosa che separi il liquido dalla mascherina, chiudere e dopo un paio di giorni con le esalazioni sicuramente una mascherina più pulita che se io non la metto là, il giorno dopo me la rimetto e la tengo per una settimana. Poi se qualcuno ha qualche suggerimento maggiore, meglio, ma questa è la cosa più semplice per non spendere soldi e per non continuare a usare per settimane la stessa mascherina. Io li ho visti, ne ho contatto diretto, io ho persone che lavorano non qui ma in un'altra azienda dove mi regalano la mascherina, ma nonostante questo evidentemente quando vanno a casa la distribuiscono in famiglia e poi vengono sempre con quella mascherina che ormai da bianca è diventata nera. Ecco, quindi il fatto di poterla disinfettare è già un'altra cosa che non è prevista dalle norme e questa è colpa dei mezzi di comunicazione. Bene, allora il tempo è scappato via, ovviamente siamo anche un po' in ritardo perché abbiamo delle signore che stanno attendendo. Sì, le signore sempre per ultime. No, ci mancherebbe altro, assolutamente no. Allora noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa pagina dedicata al coronavirus. Ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi, il professor Giampiero Avruscio, grazie a voi, lo ricordiamo che è il presidente dei primari ospedalieri dell'ospedale universitario di Padova, e grazie al professor Enzo Raise, infettivologo, lo ricordiamo già primario a Venezia e a Mestre nel reparto di malattie infettive. Allora andiamo un attimo in pausa, noi torniamo subito dopo con la nostra rubrica del memento e questa sera ricorderemo l'inquinamento da PFAS, giusto per parlare di qualche altro, come dire, un'altra forse tra virgolette pandemia, e poi parleremo anche della Pedemontana Veneta che dunque ha visto l'apertura del tratto tra Breganze e Bassano, e anche qui parleremo poi delle questioni ambientali tra poco, dopo la pubblicità.